Ritorna il festival itinerante Deltarte, il Delta della creatività, arrivato alla sua 7ª edizione. Dal 26 settembre al 16 ottobre la street art colorerà i muri dei comuni di Codigoro, Corbola, Lendinara, Loreo, Rosolina, Taglio di Po. Chiediamo a Linda Beltrame, una delle responsabili di Deltarte, le finalità del progetto. Linda Beltrame, che fa parte del gruppo Deltarte, e presentare un progetto interessantissimo, come sempre i progetti di Deltarte, a Taglio di Po. In cosa consiste? Allora, quest'anno abbiamo fatto in particolare abbiamo voluto dare una tematica molto forte, che è la tematica di rispetto dell'ambiente, appunto del diritto, del diritto umano legato all'ambiente, cioè legato al benessere ambientale. Al benessere significa che è un diritto di trovare un ambiente pulito, un ambiente rispettato, un ambiente che non sia inquinato, e appunto è una tematica urgente e molto, diciamo così, attuale ai giorni nostri, e soprattutto in quest'epoca che stiamo vivendo. Non va assolutamente tralasciata, e quest'anno abbiamo deciso di dare appunto questa tematica, che appunto anche i nostri artisti seguiranno all'interno dei loro murales. Ecco, parteciperà non solo a Taglio di Po, ma in altri paesi, certo, non solo le tappe, del Polesine, anche tra l'altro visto della provincia di Ferrara, sì. Ma a Taglio di Po in particolare chi interverrà? Interverrà Alessandra Calloni, che è una street artist di fama nazionale ed internazionale. Lei appunto è partita diplomandosi all'Accademia di Belle Arti a Roma, e poi è partita subito con la carriera di pittrice e subito dopo di street artist. Quindi sicuramente è un nome di punta, è un nome che tra altre cose apporterà sicuramente al territorio di Taglio di Po anche un'illustrazione particolarmente, diciamo così, onirica e appunto anche illustrativa, che appunto si differenzia dagli altri artisti, e quindi riuscirà insomma a dare una nota, un tocco ancora diverso alla propria realizzazione, che farà assieme, tra altre cose, in collaborazione con gli studenti, come ogni anno, con la scuola media appunto di Taglio di Po, e la realizzerà in Piazza Venezia su una parete della Casa delle Associazioni. Ecco, fondamentalmente quindi l'installazione sarà sulla Casa delle Associazioni. Esatto. Tanto per capire dove c'è il parco giochi, esatto. Vicina casa di riposo, e consisterà quindi in? Consisterà in un'illustrazione appunto a tutto muro, semplicemente lei tratterrà il tema della plastica e il problema dell'estinzione delle balene in tema molto onirico, con un messaggio anche di positività e di propositività che verrà lasciato appunto alle generazioni. E quindi appunto un'illustrazione, diciamo così, proprio come una favola, un racconto che può essere reinterpretato, di facile lettura, quindi proprio per quello insomma che tra altre cose abbiamo preferito lei, diciamo così, annessa per questo progetto nella Casa delle Associazioni, che passano appunto generazioni appunto vicino alla casa di riposo, vicino al parco giochi, di varie persone di varie età, ed è proprio una facile lettura dell'opera, ma anche un messaggio molto chiaro e molto profondo. Una luna, 20 a la una y cambia nuestra suerte.